alla luce del sole, in mezzo alle persone, per parlare appunto di lavoro, di ambiente, di carovita e per sentire le proposte che ci vengono fatte. Mentre il centrodestra discute per le poltrone nel chiuso delle segreterie di partito, il centrosinistra è in mezzo ai cittadini per raccogliere opinioni e proposte sul Veneto di domani. È una posizione che da Marghera il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella rivendica con forza. Ai presidi Dem si possono compilare delle schede per segnalare i problemi più urgenti da risolvere. Parlavo con i cittadini, guardavo le risposte che danno qui a Marghera e poi le vedremo dalle altre parti. Al primo posto c'è la sanità, poi c'è il carovita, poi c'è il trasporto pubblico locale. Per i cittadini oggi è più difficile accedere alle cure per problemi legati alle liste d'attesa che sono lunghissime, per i problemi legati al fatto che il personale medico sanitario se ne va dagli ospedali. Con partiti e coalizioni ai blocchi di partenza per il dopo Zaia, inevitabilmente anche nel centro-sinistra appaiono i nomi dei possibili candidati alla presidenza della regione. L'ultimo in ordine di tempo è quello della biologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola. Noi abbiamo deciso, contrariamente al centrodestra, di fare un percorso diverso. Non siamo partiti dai nomi o dalle liti sui nomi, ma dal programma. È un nome che dobbiamo ancora scegliere, per il momento sono in corso valutazioni, interlocuzioni, come è stato anche dichiarato, è una scelta che faremo nelle prossime settimane. E intanto un programma che parte dal basso, quello del PD e della sua coalizione, dall'ascolto della gente. Ci sono circa 170 banchetti tra oggi e domani e insomma nelle principali città e anche in molti comuni piccoli, a dimostrazione che stiamo facendo un lavoro diffuso e che questo lavoro continuerà.